In arrivo la prima perturbazione seria dell'autunno, da domani piogge intense, in particolare sul Tigullio. Lunedì attesa una violenta mareggiata, diramata per domani l'allerta gialla. Riapre lunedì il guardaroba cittadino a Chiavari, rinnovato e ristrutturato, mira a offrire un servizio attento e rispettoso per ridare dignità alle persone in difficoltà. I tesori nascosti del cimitero monumentale di Chiavari. Oggi convegno su un progetto di valorizzazione culturale del sito. Il 3 novembre visita guidata alle opere dello scultore Luigi Brizzolara. L'orchestra Nova Angelo Ricobaldi si esibirà a Rapallo a sostegno del progetto Acqua, Fuoco e Farina, realizzato nella zona più povera dell'Etiopia. Domenica alle 16 il concerto. Continua il limbo di incertezza nel quale si trova la Virtus Entella. La squadra continua ad allenarsi ma mancano gli stimoli sul campo. Martedì la riunione straordinaria della FIGC. Buonasera ai telespettatori di Tigullio. Oggi in apertura il maltempo, in arrivo infatti il primo vero passaggio autunnale della stagione che porterà a precipitazioni abbondanti. Per quanto riguarda il Tigullio si comincerà ad entrare nel vivo nel pomeriggio di domani. Pioggia anche nella giornata di mercoledì, anche se nel mezzo è prevista una intensa mareggiata che colpirà in particolare le coste del Levante. Abbiamo fatto il punto con i previsori di Limet. Sentiamo. L'autunno, come dire, farà sul serio, quindi una prima perturbazione subito intensa che riguarderà le zone più del Medio Levante nel corso di questo weekend. C'è da dire che l'apporto sarà importante, abbastanza diluito, accompagnato da venti meridionali da sud. Un altro fattore positivo è sicuramente il fatto che il territorio, quindi i bassi strati, non si trovano in condizioni di saturazione, quindi ci sarà una possibilità di assorbire questo carico di precipitazioni. Riteniamo che da qui a domenica pomeriggio le cumulate che appunto si concentreranno sul Medio Levante potrebbero anche superare i 100 mm nelle zone di picco. Dopodiché una pausa nelle precipitazioni, almeno per quanto riguarda il Tigullio, però a preoccupare in questo caso sarà il mare, lo scirocco. Esatto, intanto possiamo dire per quanto riguarda le precipitazioni, lunedì tenderanno a interessare maggiormente l'area del Ponente e del Savonese. Qui diciamo un'attenzione particolare perché non è passato troppo tempo dall'ultimo passaggio che ha scaricato oltre 300 mm sulla zona soprattutto del Savonese interno, quindi lì magari una criticità maggiore per quanto riguarda smontamenti eccetera. Sul Levante pausa, il che non vuol dire che non pioverà, ma le precipitazioni saranno più diluite, più moderate, ma effettivamente poi questo ingresso del sud-ovest con una depressione proprio molto stretta, quindi tipico tempo autunnale, venti molto forti sul Mar Ligure, soprattutto nella seconda parte di lunedì, che poi potrebbero produrre questa mareggiata importante tra lunedì sera e la notte su martedì. Dopodiché ci spingiamo ancora più là, anche se sappiamo che la validità delle previsioni in questo caso viene meno percentualmente, ritornerà la pioggia e questo sarà più complicato perché avrà piovuto comunque nei giorni precedenti. Esattamente, ecco, quindi ancora per mercoledì un altro affondo di una saccatura sull'ovest mediterraneo darà un nuovo richiamo umido su tutto il Tirreno, quindi Liguria è ancora interessata da piogge diffuse e andremo poi a verificare dove sono stati i maggiori carichi di pioggia in questi giorni, nelle prossime 48-72 ore, quindi dove si potrebbe aggravare la criticità con l'aggiunta di nuovi rovesci. E proprio in relazione al mutare delle condizioni meteo che porterà a un deciso peggioramento del tempo per le prossime 72-96 ore su tutta la regione, la Protezione Civile regionale, su indicazione di ARPAL, ha diramato un'allerta gialla su tutti i bacini in vigore dalle 6 alle 24 di domani 27 ottobre. Tuttavia non si esclude, data la persistenza della perturbazione, come abbiamo sentito, un ulteriore aggravarsi della criticità idrologica tra sabato e domenica con il relativo innalzamento dell'allerta. Aggiornamenti in merito sono previsti per la mattina di domani.
I trasporti, altra giornata di disagio è quella di oggi per la circolazione ferroviaria del Levante. Dopo l'uscita dai binari di una cisterna che trasportava cloroformio ieri mattina, incidente che ha danneggiato la linea per oltre 3 km all'altezza di Rapallo e il cui intervento di ripristino si concluderà domenica, dalle 6:50 di questa mattina un guasto alla linea elettrica nel nodo di Genova ha reso inutilizzabili 4 binari della stazione di Piazza Principe, quelli dal 14 al 17. Fino alle 17, ora dalla quale la situazione è ritornata alla normalità, i treni hanno utilizzato gli altri 5 binari disponibili con allungamenti medi dei tempi di viaggio di 45 minuti, un'ora. Coinvolti in tutto 29 treni. Sul posto hanno operato le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana per le attività di ripristino del guasto, 15 gli operatori di Trenitalia che hanno prestato assistenza alle persone in azione. E restiamo a Genova perché questa mattina è attiva la rotonda di via 30 Giugno che permetterà alle automobili e alle moto che percorrono la strada di svoltare verso via Ferri e rientrare per Certosa, Rivarolo e Borzoli, notizia che andiamo a leggere sul sito di ANSA Liguria. Un altro passo verso il ritorno alla normalità per la Valpolcevera, lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione Marco Bucci. E sempre a Genova questa mattina, poco dopo le 4:15, i vigili del fuoco del distaccamento portuale della Gadda sono intervenuti con la motonave 1082 nel bacino della Darsena, vicino al Museo del Mare, per soccorrere un peschereccio di 20 metri alla deriva. A bordo non c'era nessuno, la motonave ha trainato al molo l'imbarcazione e l'ha nuovamente ormeggiata. Il motivo della perdita degli ormeggi è al vaglio della Capitaneria di Porto. Torniamo in diocesi, il guardaroba cittadino di Chiavari riapre lunedì prossimo. I locali ai piedi del santuario di Sant'Antonio sono stati riaffrescati e riallestiti. I giorni di apertura al pubblico sono il lunedì e il giovedì secondo i consueti orari. Per conferire indumenti in buono stato è possibile invece recarsi al guardaroba il giovedì dalle 16 alle 18. Sentiamo. Il guardaroba cittadino di Chiavari concretizza una precisa opera di misericordia corporale. È quello di dare la veste a chi è nudo, e cioè quel segno che rispetta la sua dignità, rispetta la sua singolarità, rispetta la sua capacità di porsi nel mondo con relazioni di normalità. Nel corso di 15 anni l'esperienza chiavarese è cresciuta e maturata, favorendo la collaborazione tra le parrocchie cittadine e osservando la progressiva crescita morale e materiale delle persone assistite. Attraverso questi incontri si nota anche la capacità per molte famiglie di passare dalla prima indigenza, per cui vengono a chiedere un po' tutto, a un'indigenza diversa perché magari trovano il lavoro, mettono su casa, e loro dal tipo di domande che loro fanno comprendiamo come d'agio adagio c'è un percorso di autonomia. La struttura nel corso dell'estate è stata ripulita e rinnovata. Da lunedì tornerà alla sua piena operatività. Il lunedì è dedicato agli italiani di pomeriggio dalle 4 alle 6, il giovedì mattina dalle 9 a mezzogiorno invece per gli stranieri. Il servizio è svolto da un gruppo di volontari che tuttavia necessitano anche di nuove forze. Abbiamo bisogno anche di uomini perché siamo donne, a volte abbiamo cose anche pesanti, scatoloni da muovere eccetera, anche giovani, se c'è qualche giovane volenteroso benissimo, siamo qui ad aspettarlo. Gli indumenti si raccolgono il giovedì dalle 16 alle 18 e devono essere puliti in buono stato per dare qualità ad un servizio svolto con attenzione e rispetto. Noi cerchiamo di dare sempre capi in buono stato proprio perché loro stessi capiscono che noi rispettiamo, ma si devono rispettare anche loro, non si devono lasciare andare perché anche un povero ha la sua dignità. Anche perché è un servizio non di scarto per gli scarti, ma di dignità per la persona. E in diocesi si aprono oggi le celebrazioni in occasione della 17ª giornata del dialogo cristiano-islamico. Questa sera alle 21 nel Salone della Casa della Gioventù a Rapallo si terrà un incontro pubblico sul tema il valore del luogo di culto, esperienza di Dio e incontro tra gli uomini. Interverranno Paolo Naso, docente di Scienze Politiche e coordinatore del Master in Religioni e Mediazione Culturale all'Università La Sapienza di Roma, Alfredo Maiolese Faisal, presidente
sede dell'Alleanza Islamica Europea. Domani dalle 10 sempre a Rapallo si svolgerà una mattinata di incontro, conoscenza e scambio tra giovani cristiani e musulmani e seguirà il pranzo insieme a base di couscous. Il lavoro adesso, i temi del lavoro. L'apertura dello sportello del centro dell'impiego dentro lo stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso non sarà realizzata, sarà attivato soltanto uno sportello online regionale. Lo denuncia il consigliere regionale Luca Garibaldi, che ha ricevuto conferma in tal senso dall'assessore regionale al lavoro Gianni Berrino. Una decisione che smentisce i contenuti dell'accordo e gli impegni presi con le organizzazioni sindacali, commenta il consigliere, che pone l'attenzione anche sui percorsi di formazione che avrebbero dovuto partire anche a Riva Trigoso e che a 9 mesi di distanza non sono stati ancora attivati, a differenza di quanto accaduto a Sestri Ponente e alla Spezia. 1.830.000 euro ai comuni ed enti parco per finanziare progetti finalizzati alla manutenzione e al ripristino dei sentieri, al riequilibrio strutturale dei boschi e al miglioramento del suolo forestale anche per la fruizione turistica. Sono le risorse ottenute dal Tiguglio e dal suo entroterra grazie ai fondi del programma di sviluppo rurale. Nel dettaglio, per il Tiguglio e l'entroterra hanno ottenuto risorse per i progetti presentati i comuni di Santo Stefano d'Aveto, Rezzo Aglio, Sestri Levante, Santa Margherita Ligure, San Colombano Certenoli, Orero e Borzonasca. Finanziamenti in arrivo anche per il Parco dell'Aveto e per quello di Portofino. Ulteriori risorse sono state stanziate anche per molti progetti presentati da privati, consorzi e cooperative agricole forestali. La somma che complessivamente verrà erogata a livello regionale è pari a 18 milioni di euro. Il Consiglio di Stato si è pronunciato a favore del mantenimento del piccolo borgo denominato Case di Noè, collocato nella frazione di San Maurizio di Monti a Rapallo. Una notizia accolta con gioia da tanti che si erano mobilitati a sostegno di questa piccola minuscola porzione di territorio, in primis il Circolo della Pulce di Rapallo. La battaglia era iniziata anni fa, quando era stata annunciata l'imminente demolizione di una delle abitazioni del borgo, poiché la stessa non sarebbe stata riconosciuta come edificio rurale di valore testimoniale. Da qui era partita la campagna Giù le mani dal civico 31, con successivo sequestro nel 2016 da parte della Polizia Giudiziaria delle pratiche inerenti al progetto in comune. Il Consiglio di Stato ha ripagato gli sforzi di uno degli abitanti di questo borgo, che non si è mai arreso, continuando a vivere in quella casa. Il Comune di Chiavari ha chiesto al Ministero della Giustizia di svincolare il quinto piano del nuovo palazzo di giustizia di Via del Gasometro per poter ospitare qui gli uffici dell'INPS. La questione è stata discussa oggi dal sindaco Marco Di Capua a Roma per una serie di incontri istituzionali. Il primo cittadino, accompagnato dal consigliere regionale Vittorio Mazza, ha partecipato anche ad una riunione tecnica sulla Bandiera Blu 2019 e ha chiesto risorse per promuovere dal punto di vista culturale e turistico la torre civica di Chiavari, che sorge tra il Palazzo del Comune e il vecchio Palazzo di Giustizia. Nel pomeriggio Mazza e Di Capua sono stati ricevuti in Vaticano per rendere omaggio alla tomba di San Giovanni Paolo II in occasione del 20° anniversario della visita pastorale a Chiavari da parte del Santo Pontefice, avvenuta il 19 settembre del 1998, e sono stati accolti e accompagnati dal vicario generale di Papa Francesco, il cardinale Angelo Comastri. A Volo d'Angelo è il nome del progetto promosso dall'Associazione Culturale Chiavarese Heroinco, che rientra nella rete dell'ASCE, un'importante realtà a livello europeo che considera i cimiteri come beni culturali, valorizzandone l'importanza storica e artistica. Il 3 novembre sarà possibile visitare le opere dello scultore Luigi Brizzolara collocate all'interno del cimitero monumentale di Chiavari. L'appuntamento è alle 10. Intanto oggi è stato presentato un importante progetto di valorizzazione del sito. Vediamo. Il progetto Volo d'Angelo in cosa consiste e come è nato? Nasce nel 2008 sensibilizzando il restauro di un angelo, che è un'opera giovanile del Brizzolara, che è custodito nel cimitero di Chiavari e che non è una tomba ma un'opera di, possiamo definirlo un arredo urbano, e che riguarda la valorizzazione e la fruizione turistica dei cimiteri del nostro cimitero monumentale, per portarlo in linea con quello che è un'attenzione sui siti storici di questo tipo, come avviene già a Bologna con la Certosa piuttosto che a Staglieno, eccetera.
Brizzolara è uno scultore ligure chiavarese, fa parte di una famiglia anche di ebanisti, non soltanto appunto con la vena artistica che è prettamente appunto legata alla scultura, e abbiamo veramente tante opere, per cui il monumento a Vittorio Emanuele e il monumento ai caduti di Piazza Roma è una sua opera di nuovo. Il cimitero non è soltanto un luogo di culto, ma anche un luogo artistico e culturale. Sì, è proprio quello che si sta cercando di diffondere. Abbiamo iniziato per quanto riguarda la Liguria con Genova e poi anche ovviamente la soprintendenza, ma anche associazioni di privati hanno riniziato a occuparsi del cimitero come luogo, percependolo, ritenendolo un luogo di cultura importante. Molto del contributo viene anche dagli stranieri, perché sono loro che ci insegnano a guardare questi luoghi come luoghi di cultura. C'è un turismo di stranieri percepibile, a Staglieno per esempio sono tantissimi pullman di turisti che arrivano, francesi eccetera, che stanno recuperando questo luogo che inizialmente era nato come un luogo di cultura destinato al turismo. Santa Margherita Ligure, città che legge. Questa mattina nell'aula consigliare della città si è tenuta la cerimonia della firma patto locale per la lettura, coordinata dalla bibliotecaria Marina Marchetti, a cui hanno preso parte alcuni soggetti coinvolti, tra cui le scuole cittadine. Erano presenti tra gli altri alcuni ospiti di Villa Gemelli, accompagnati dagli educatori e gli attori Pino Petruzzelli e Mauro Pirovano. Il riconoscimento del Ministero per i beni e le attività culturali certifica un impegno in ambito culturale per incentivare la lettura tra i bambini. In Italia sono 441 i comuni che hanno ottenuto questa qualifica per il 2018-2019. Dopo la bandiera blu e la bandiera lilla, ecco un'altra certificazione nazionale per Santa Margherita Ligure, questa volta in ambito culturale, e questo è il commento del sindaco Paolo Donadoni. Il Comune di Chiavari ha stanziato 31.400 euro per gli asili nido, il Castello Incantato, il nido di Pierino 2 e l'educatore domiciliare Un nido per volare. Il contributo sarà erogato alle famiglie dei bambini che frequentano questi asili nido non statali per alleggerire le spese relative alla retta di frequenza per l'anno scolastico 2018-2019. Il gruppo consigliare Noi di Chiavari ha presentato una serie di interrogazioni. La prima riguarda le manifestazioni estive organizzate e finanziate dal Comune. I consiglieri Levaggi, Colombo e Garibaldi chiedono all'amministrazione di sapere, anche con l'accesso agli atti, come sono stati investiti i soldi, a chi sono stati dati e per quali motivazioni. Sono state protocollate altre 3 interrogazioni, 2 riguardano il cimitero. I cittadini hanno segnalato pavimentazione rotta in più punti, erbacce, scalinate deteriorate. Infine, in merito alla rete delle acque bianche, i consiglieri chiedono di conoscere il cronoprogramma degli interventi in corso e di quelli in previsione. Dal mese di novembre ripartirà il progetto Il Genitori a Mensa, avviato dal Comune di Seste Levante negli ultimi anni. Si tratta di un percorso di educazione alimentare che prevede la possibilità per 5 genitori in ciascuna classe di essere ospiti a mensa insieme ai figli. I genitori potranno gratuitamente prenotare un pasto nei giorni di rientro della scuola frequentata dal figlio il mattino stesso, confermando la presenza alle insegnanti o al personale collaboratore scolastico in maniera anonima. Dall'inizio del nuovo anno scolastico, nella gestione del centro di cottura di Via Lombardia è entrata la società partecipata Stella Polare, la cui intenzione è avviare nuove iniziative legate all'alimentazione e alla lotta agli sprechi. Il centro di cottura è già stato riammodernato con la sostituzione di forni e apparecchiature e contenitori per il trasporto dei pasti nei diversi plessi scolastici cittadini. E restiamo in tema perché il celebre gustosofo Michele Di Carlo, esperto del settore bar e del gusto, ha incontrato gli allievi della scuola alberghiera di Lavagna, tenendo un approfondito seminario sulla professione del cameriere di sala e di bar. Vediamo com'è andata. Come Scuola Alberghiera Città di Lavagna siamo stati invitati lunedì 22 ottobre a partecipare come supporto, come aiuto dagli organizzatori di un concorso molto importante a livello nazionale che si chiama 110 lode e laureava appunto il migliore tra 31 barman di hotel a 5 stelle lusso. E gli organizzatori, che sono Danilo Bellucci e Michele Di Carlo, che sono 2 personaggi importantissimi
a livello nazionale per quanto riguarda il mondo del bartendering. E per ringraziarci del nostro supporto oggi Michele Di Carlo, che è un esperto appunto del settore, è venuto a portare una testimonianza ai nostri ragazzi. Michele Di Carlo ha portato come grandi chef qualcosa di innovativo ai tempi già degli anni 70, anni 80 in poi su ciò che è stato il cambiamento dal punto di vista di quello che è il mondo del bar, nella ristorazione, eccetera, e tante altre situazioni, chiaramente degustazioni, conoscenza degli alcoli e la conoscenza anche del mondo che va a cambiare. Ho raccontato un po' della mia storia, un po' delle mie attività professionali, un po' di quello che faccio oggi, ma soprattutto ho cercato di trasmettere a loro quella che è l'essenza e la vera chiave che smuove il loro mestiere, la curiosità, la voglia di crescere, il fatto di conoscere per poter mettere insieme con maestria e fantasia gli elementi che compongono un piatto o un drink, in modo che gli dia la possibilità di staccarsi anche a livello professionale dalla massa, dalla media. Quest'anno scolastico per Scuola Alberghiera è iniziato con tante iniziative sia sul territorio che fuori regione per promuovere le attività sia che si fanno all'interno della scuola e sia in supporto alla promozione turistica del territorio del Tigullio. Sono previste tante altre attività che si andranno a svolgere sia in altre regioni e poi sono di orientamento della regione Liguria nel mese di novembre. Nicola Visconti, direttore dell'area formazione del Villaggio del Ragazzo, è il nuovo presidente di ASSOCEIC, l'associazione degli enti di formazione e di ispirazione cristiana. Visconti resterà in carica per il prossimo triennio. L'ufficio di presidenza sarà composto anche da Suor Michela Pellizzari del CIOS FIP Liguria e Stefano Morando dell'ASFOR. La cronaca, intervento dei Vigili del Fuoco questo pomeriggio per una fuga di gas. Gli uomini del distaccamento di Rapallo, intorno alle 15:30, hanno operato in via Mameli all'altezza del circolo golf e tennis per individuare la perdita e ripristinare la sicurezza dell'area. Si è trattato di un guasto di poco conto, molto più complicata la gestione del traffico nella zona, rimasto fortemente congestionato per buona parte del pomeriggio. Due ragazzi di 18 e 16 anni residenti rispettivamente a Chiavari e Lavagna sono stati denunciati dai carabinieri di Sestri Levante. Gli agenti, durante la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadine, li hanno identificati come i responsabili del furto di una bicicletta avvenuto lo scorso 20 ottobre. Il velocipede è stato recuperato e restituito al proprietario. Un appuntamento adesso domenica alle 16 nella chiesa parrocchiale di Sant'Anna. A Rapallo si esibirà l'orchestra Nova Angelo Ricobaldi. L'ensemble, diretto dalla figlia del musicista Maurizia Ricobaldi, proporrà un ampio repertorio di musica sacra e sinfonica. L'iniziativa è organizzata per sostenere il progetto Acqua, Fuoco, Farina in Etiopia. Sentiamo di che cosa si tratta. In che cosa consiste il progetto Acqua, Fuoco e Farina che volete sostenere? È un progetto che è iniziato, che Padre Bernardo porta avanti da 2 anni nel sud dell'Etiopia, che prevede la costruzione di pozzi proprio nella zona più povera, diciamo, dell'Etiopia, dei forni pirolitici per aiutare a riscaldare le abitazioni e delle macine per poter macinare il grano e le loro farine che utilizzano. Chi sono i componenti? Possiamo anche descrivere l'orchestra Nova Angelo Ricobaldi? Sì, l'orchestra appunto è intitolata Angelo Ricobaldi, che è il fondatore appunto di questo ensemble. È un'orchestra di strumenti a plettro, mandolini e chitarre, che è stato fondato dal maestro agli inizi degli anni 70. E nasce come un'orchestra giovanile, quindi per i bambini e per i ragazzi, e quando poi il maestro è venuto a mancare negli anni 90, il progetto è stato portato avanti da sua figlia Maurizia Ricobaldi. Ovviamente nel frattempo noi siamo diventati adulti e continuiamo a portare avanti però appunto quest'ideale del maestro, quindi le sue trascrizioni, i suoi adattamenti, e con questo siamo in grado di proporre anche il grande repertorio. Quali sono le caratteristiche del programma che proporrete? Allora, è un programma essenzialmente di musica classica, in quanto le caratteristiche dei nostri strumenti, che sono mandolini e chitarre, ci consentono di suonare anche le partiture molto importanti. Abbiamo in repertorio anche brani molto importanti, tipo il primo movimento della Quinta Sinfonia di Beethoven, il primo movimento della Seconda Sinfonia di Schubert, abbiamo Verdi, abbiamo Bolero di Ravel e molti altri brani, Mozart, eccetera. E questo secondo me è una caratteristica che come strumenti a plettro pochi hanno.
E ricordiamo, come abbiamo detto in apertura, l'allerta meteo gialla che scatterà alle 6 di domani mattina, interesserà tutto il territorio regionale. A causa del maltempo per domani e i prossimi giorni sono stati annullati e rinviati alcuni appuntamenti in programma. La castagnata del gruppo Pino Solari in piazza Rupinaro a Chiavari è stata spostata al 3 di novembre, rinviata data da destinarsi la castagnata organizzata a Levi dall'associazione SP32 e il concerto del coro Voci d'Alpe previsto per domani nella chiesa di San Rufino, sempre a Levi. Per quanto riguarda gli appuntamenti in calendario per domenica 28 di ottobre, la transumanza a Santo Stefano d'Avito è stata spostata a domenica 11 di novembre e la castagnata nei giardini pubblici di via Piani a Carasco è stata rinviata al 4 di novembre. E adesso nella nostra scheda gli appuntamenti comunque al momento confermati per la giornata di domani. Vediamo. Appuntamenti in agenda per sabato 27 ottobre. Torna al Mercatino dei Sapori e delle Tradizioni a Chiavari. Le bancarelle enogastronomiche saranno allestite dalle 10 alle 20 in via Rivarola. Ultimo appuntamento con il Mercatino Agricolo di Conscenti. Si svolgerà nel comune di Ne a partire dalle 10. Nell'ex convento dell'Annunziata di Sesti Levante dalle 10 alle 20 si terrà Mi vuoi sposare? La fiera dedicata agli sposi. Ex Brix a Santa Margherita Ligure. L'esposizione di opere realizzate con i mattoncini Lego sarà visitabile dalle 10 alle 20 a Villa Durazzo. Parole di latte, l'incontro di lettura per bambini e genitori a cura di Dario Apicella alle 10 nella Biblioteca Civica Vago di Santa Margherita Ligure. 2 eventi per celebrare i 30 anni dell'Oasi del Fiumentella. La mostra fotografica Battiti d'ali nel Fiumentella apre nei locali della Torre Civica di Chiavari ed è visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Alle 16 qui si terrà anche il convegno Vado e torno, la migrazione degli uccelli, fascino e mistero. Al Circolo Acli di Chiavari si terrà l'incontro sulla prevenzione e cura della neoplasia del colon retto con la dottoressa Cristina Barzacchi, il dottor Francesco Razzetta e la dottoressa Elisa Fadda. L'inizio è alle 16. Presentazione del libro Sentinelle del territorio, scritto dai soci dell'Archeo Club Apuo Ligure Appennino Tosco Emiliano, alle 17 nella sala Ghio Schiffini della Società Economica di Chiavari. Sempre alle 17, ma nello spazio aperto di Via dell'Arco a Santa Margherita Ligure, si terrà l'incontro Il viaggio di una famiglia europea. Friedrich Peter Buchner Baukevich racconterà le immigrazioni della sua famiglia dalla Dalmazia alla Baviera, passando per Turchia e Roma. All'Oratorio dei Bianchi di Rapallo, il Circolo Culturale Fons Gemina organizza un incontro con il giornalista scrittore Pierpaolo Cervone. Parlerà della Grande Guerra. Si inizia alle 17:30. Alle 18 all'Auditorium San Francesco di Chiavari si terrà l'incontro con il maestro scenografo Giancarlo Basili. Al Teatro delle Clarisse di Rapallo invece Pesto on the Bay, evento dedicato alle eccellenze del territorio ligure. Si inizia alle 19:30. Concerto del pianista Giovanni Bellucci al Teatro Sociale di Camogli, inizio alle 21. Infine, al Circolo Arci Orchidea di Santa Margherita Ligure alle 21 si terrà il concerto dei Girl Goodbye, la tribute band dei Toto. Continua la situazione surreale nella quale si trova ormai da settimane la Virtus Entella in attesa della decisione del Consiglio di Stato sul ricorso presentato dalla Lega di B contro la decisione di allargare il campionato a 22 squadre. Oggi era attesa il pronunciamento ma non c'è stato. L'attenzione è puntata sulla riunione straordinaria della FIGC convocata dal presidente Gravina il prossimo 30 ottobre. Per la squadra biancoceleste continuano gli allenamenti sotto la guida di mister Boscaglia. Sentiamo Andrea Paroni. È un momento particolare per l'Entella. Voi giocatori come lo state vivendo? Sì, passiamo al calcio non giocato perché da più di un mese non stiamo giocando, insomma l'Entella è un po' sulla bocca di tutti, su tutti i giornali ultimamente e aspettiamo la fine di questa situazione incredibile, speriamo che gli sviluppi siano positivi come sembra essere e il gruppo niente, il gruppo va avanti, la squadra si allena, cerca di trovare energie positive per allenarsi e rimanere a un certo livello di forma, anche se poi il sabato l'adrenalina della partita manca a noi, ma penso manchi anche e soprattutto alla città di Chiavari. Tra l'altro ogni giorno ci può essere una notizia, si rinvia di settimana in settimana, di appuntamenti a appuntamenti, questo credo che renda ancora più difficile il vostro lavoro. Sì, non è facile perché anche noi viviamo molto la quotidianità, non hai mai un programma ben definito anche sugli allenamenti perché magari può capitare una sentenza che ti dica tra 5 giorni si riparte con delle partite ufficiali e devi farti trovare pronto.
speriamo davvero di essere alla fine di questo, passatemi la parola, calvario, e perché non vediamo l'ora di giocare, insomma è il nostro lavoro, la nostra vita e vogliamo fare quello. Per concludere, Andrea Parroni, come sta? Ti abbiamo lasciato con un infortunio. Sì, questo tempo di inattività della squadra mi ha permesso, insomma, di recuperare dei giorni, quindi prossima settimana, se tutto procede così, dovrei riaggregarmi al gruppo e niente, quindi dai, andiamo avanti così. Con lo sport si conclude questa edizione di Tigulli oggi, l'informazione torna domani 12:45 con la prima edizione delle TG13. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.